200. Va ora in onda Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni. Buongiorno, a voi la linea. Buongiorno. Grazie. Allora, noi oggi abbiamo un ospite particolarmente gradito, ed è l'avvocato Cesare Torella, che ci parla di un libro appena uscito che sta già avendo un bel successo, direi, I Torella o Torella, la tradizione esoterica di un'antica famiglia, ecco, nobile tra la Corona d'Aragona e il Reino alias Regno di Napoli. Allora, buongiorno caro professore. Benissimo. Mi sente? Allora, Cesare Torella, sì, si sente abbastanza bene, penso, poi casomai chiediamo alla regista se il ritorno è buono. Sì, ecco, si allora, sente Cesare tutto Torella, bene, non ci sono tutto problemi. bene? Bene, allora Cesare La Torella. ringrazio intanto dell'invito, è un piacere per me essere ospite di Radio Libertà. Assolutamente. Nello stile di Radio Libertà si va, nelle trasmissioni culturali, particolarmente la mia, si va a cercare qualcosa di originale, perché parlare di libri che già ottengono un successo a volte anche fittizio, pompato, si dice volgarmente, no? Perché non sempre i numeri corrispondono alla verità. Ecco, si sente parlare di 300.000 copie per i libri della saggistica che conosciamo, non facciamo nomi, ecco, molti volti noti televisivi, eccetera, ma anche i romanzi, che in questo periodo sono veramente scadenti, lo ammettono moltissimi critici, ottengono ugualmente un certo successo se pilotati attraverso così tutto un meccanismo tipico del mainstream. In verità qui siamo di fronte a un libro interessantissimo, davvero molto particolare per la capacità del Torella di riuscire a recuperare tutta una serie di fonti, di dati storici che confermano una lunghissima tradizione di origine nobiliare. Noi vedremo adesso anche le radici storico-geografiche, per arrivare praticamente fino a lui, che è proprio l'erede, dico tanto, dico alla spagnola sangre. La sangre azzurra. Uno degli eredi, ecco, teniamo presente che è anche una famiglia come Spiro, che poi si è molto molto ramificata in tutta Italia, in Europa, nel mondo, ecco. Uno degli eredi, però sicuramente io ho avuto questo, diciamo, piccolo merito, essendo un appassionato di genealogia e altre materie, di andare a ricostruire questa storia, che penso che possa interessare a tutti, perché ho fatto delle belle scoperte che penso che possano interessare anche a chi non è mio familiare, diciamo. Certamente. Due le linee portanti del libro, che non è voluminosissimo, ma sono 113 pagine, incluse alcune illustrazioni finali. Benissimo, poi daremo meglio le coordinate, come riuscire a impossessarsi del libro, preziosissimo. Ecco, stavo dicendo due linee portanti. La prima è di stampo più esoterico, nel cercare di capire, ed è veramente affascinante, sono pagine estremamente affascinanti, deve capire come è nato il termine Torella o Torrella, che appunto costituisce l'espressione nominale e cognominale, ecco, di questa famiglia in relazione ad alcuni simboli. Il simbolismo è già di per sé molto fascinoso, ma quando poi si tratta di stabilire questo binario parallelo, direi, noi non vogliamo spoilerare troppo perché il libro lo dovete comprare, però insomma si intuisce fra la torre e il toro. Noi rimaniamo affascinati. Allora sentiamo da Cesare, l'avvocato Cesare, allora ci dici un po' com'è questa questione veramente difficile da sbrogliare fino in fondo, fra il simbolo del toro e il simbolo della torre. A te la parola. Diciamo che... Sì, pronto? Sì, pronto? Prego. Sì, diciamo che è una questione che mi ha fatto penare anche a me, per diversi anni. C'è dietro uno studio, dietro di anni, perché in sostanza questa famiglia alla quale io appartengo, a volte il cognome viene scritto con 2 R, a volte con una R sola, e quindi siamo di fronte a questo continuo gioco di parole, e anche l'araldica stessa della famiglia gioca con questi 2 simboli, con il toro e la torre, perché alcuni rami usano il toro come simbolo, altri rami usano la torre. E
quindi ho cercato di indagare, capire se potesse essere una cosa meramente casuale o fosse voluta. Sono arrivato alla conclusione che invece era un po' un gioco araldico voluto, perché si tratta di due antichi simboli che addirittura ci riportano. Bisogna premettere innanzitutto che la famiglia è molto antica, perché risale sicuramente all'età carolingia, probabilmente anche a quella merovingia. E sono due simboli che addirittura ci riportano ad un'epoca addirittura anteriore, ancestrale alle antiche religioni egizie e del Mediterraneo, in cui venivano utilizzati sia il simbolo della torre sia il simbolo del toro. Simboli che hanno anche un significato appunto esoterico, legato anche alla sfera anche sessuale, in qualche modo legati a quella che è la cosiddetta dagli esoteristi magia rossa sessuale, perché appunto il toro può rappresentare sia l'elemento maschile sia quello femminile, perché io poi preferisco anche un'interpretazione riconducibile alla Gimbutas, in cui invece vede nella testa di toro una rappresentazione invece dell'organo femminile, mentre la torre è chiaramente femminile, perché la torre è un simbolo nei manuali di simbologia che fa chiaramente allusione addirittura anche alla verginità. Infatti viene utilizzato sia per indicare la Vergine Maria Santissima, sia per indicare Maria Maddalena o di Magdala, il cui nome stesso vuol dire Maria della Torre, sarebbe il nome. Quindi già qui si trovano vari elementi esoterici. Poi questo mi sente? Sì, certo. Poi ecco, questo esoterismo però non è solo nel nome. La cosa curiosa è che poi questo esoterismo accompagna tutta l'evoluzione storica della famiglia, perché molti personaggi, ci sono alcuni uomini d'arme e alcuni diplomatici nella famiglia, però molti personaggi sono invece anche di questa storia che dal periodo carolingio e merovingio arriva fino più o meno all'età moderna. Molti personaggi invece erano cultori dell'esoterismo, della magia, dell'astrologia. Addirittura c'è un collegamento tra la famiglia e la fondazione stessa dell'Ordine dei Templari. C'era un poeta, Guillem de Torrella, che è un poeta templare, cioè lui era un templare ed era anche un poeta che scrisse la faula di Guillem de Torrella, che è una faula, cioè una favola scritta in catalano. Pronto? Che si può trovare anche. Pronto, sì, mi sente? Pronto? Pronto, sì, mi sente? Pronto? Non sento più. Mi sente? È caduta la linea? Pronto? Non sento più niente io. Come facciamo? Mi richiama? Mi sente? Pronto? Io sento, sì. Ok, allora vi richiamo un secondo. Cosa faccio? Metto giù? Sì, metto giù io, non si preoccupi. Ah, perfetto. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Pesca dalla rete, le interviste di Luisella Pescatori, detta La Pesca, con le freelance di Rete al Femminile, le voci fiere di una nuova prospettiva, ovvero segreti e consigli del lavoro autonomo declinato al femminile.
ogni mercoledì alle 15:30 su Radio Libertà, la tua radio. Di nuovo a voi la linea. Grazie. Avvocato, mi scusi, ma abbiamo riperso il collegamento di Andrea. Adesso lo ricollego immediatamente. Mi scusi ancora. Ah, va bene, sì. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Scusatemi, probabilmente c'è un problema con le linee. Adesso riproviamo. Andrea, ci senti? Andrea, ci senti? Avvocato, mi scusi. Avvocato, mi scusi, non so cosa stia succedendo. Adesso riprovo. Abbiamo subito un sabotaggio. Guardi, purtroppo ci sono spesso questi problemi di linee, non dipendono da me, non dipendono dalla regia, è proprio un problema tecnico. Ora richiamo Andrea e vediamo un attimo come sistemare. Se no la faccio farmela fa lei l'intervista, così la concludiamo. Non mi permetterei mai di sostituire il professor Rognoni. Ah, va bene, giustamente. Va bene, avvocato. Allora richiamo un attimo il professor Rognoni e vediamo come sistemare. Grazie. Grazie a te, grazie.
Rieccoci, speriamo che ora i problemi tecnici siano stati risolti. Va bene. Allora, pronto? Ci siamo, ecco. Pronto? Allora, abbiamo subito un sabotaggio. Quando si parla di sano esoterismo, di radici sacre, un po' succede così. Però noi riprendiamo adesso il discorso con calma, dicendo appunto che abbiamo visto l'aspetto simbolico di questi due grandi simboli esoterici della torre e del toro, che convergono proprio nel cognome Torella. Poi stiamo adesso facendo un excursus storico. Allora, cosa ci dici come la storia della famiglia? Esattamente, io non so se quando esattamente si è avuta la linea, perché avevo fatto anche riferimento al discorso della torre come simbolo di anticristiano relativo alla Vergine Maria. Lì mi ha sentito? Perché è chiaro. Com'è? Sì, no, è chiarissimo il discorso. Veniamo all'antica Catalogna e Spagna. Prego. Com'è? Prego, diceva. La Catalogna, la grande Catalogna. Prego. Allora, quindi dicevamo appunto di questo simbolismo, ma poi questo esoterismo, al di là del simbolismo legato al nome e alla radica, questo esoterismo accompagna la storia della famiglia dai primordi, che sono riconducibili ai Carolingi e Merovingi, alla zona, all'antico ducato di Aquitania, che poi darà vita al regno e alla corona di Aragon, che comprende los condados catalanes, e che arriverà fino in Italia del Sud, in Sicilia, Amalfi, Napoli, Sicilia, Tunisi, Sardegna, addirittura si spingerà fino in Grecia a comprendere il Ducato di Atene, formando questo antico impero di cui in Italia si parla poco, che è stata la confederazione chiamata in Spagna della Corona di Aragon, e che durò diversi secoli, poi confluì nell'impero spagnolo. Ecco, io dicevo, questi nobili miei avi, alcuni dei quali erano semplici gentiluomini, altri cavalieri e altri baroni, e c'era anche un conte dell'isola di Ischia. Ma questi miei avi, alcuni erano diplomatici o militari, o facevano esercitavano altre professioni, ma in particolare invece c'erano molti che erano esoteristi. Per questo dicevo che questa corrente esoterica continua, perché ci sono vari Torreglia che sono stati templari, hanno partecipato alla fondazione dell'Ordine del Tempio, e in particolare ce n'è un autore che è il Guillem de Torrella de Mallorca, che era templare e poeta, e scrisse la Faula del Guillem de Torrella, che faula vuol dire favola. Si trova sia in edizione catalana, c'è anche una bella traduzione in italiano fatta da una docente di Napoli alcuni anni fa. È una favola di soggetto arturiano in cui si parla della tavola rotonda, si parla anche del Santo Graal e si parla anche dei templari. La particolarità è che l'autore è un templare, e la particolarità è che in questo documento storico, in questa bellissima favola ricca di simbologie, e si parla tra le altre cose anche della fine dell'ordine dei Templari, che fu un ordine soppresso e dalla Santa Sede, soppressione della Francia, eccetera. Poi troviamo anche altri poeti, sempre comunque Torreglia, in Italia, implicati di origine spagnola, ma implicati con l'esoterismo e con la fondazione anche di quella che è l'Accademia Aragonese di Napoli, che poi divenne successivamente nota come Accademia Pontaniana. Mi sente? Certo, prego. Che poi diventerà successivamente più nota come Accademia Pontaniana, questa Accademia Aragonese. Tra l'altro io ho anche un altro mio avo che appartiene alla famiglia Ciampi, un'altra famiglia nobile del Meridione, che è stato addirittura, però in epoca molto successiva poi, addirittura presidente, principe dell'Accademia Napoletana. E questa accademia, come spiega anche l'esoterista e principe Leo di Zagani, che era stato uno dei miei mentori in passato, è ancora adesso un mio amico, come spiega, questa accademia è il cerchio esterno di quel rito osirideo egizio, di quella massoneria egizia, che
che poi ha avuto uno sviluppo importantissimo poi successivamente in epoca moderna, ma nasce proprio all'interno del contesto della corte aragonese di Napoli. La corte aragonese di Napoli, in cui vengono recuperati questi antichi riti egizi, probabilmente mai del tutto scomparsi, risalenti al periodo ellenistico, che sono anche noti come ermetismo, anche noti come alchimia per quanto riguarda l'aspetto più legato alla chimica, mentre l'ermetismo per quanto riguarda l'aspetto più legato alla letteratura e anche alla ritualità, e da questi arcana arcanorum nascerà poi quella che sarà la scuola napoletana della massoneria egizia, che poi ha avuto uno sviluppo notevole in varie correnti, molte delle quali oggi considerate anche spurie. Poi succede che quando queste realtà si suddividono in varie filiazioni, si creano poi anche delle contese, perché le varie filiazioni si contendono la legittimità, quindi accusando le altre di essere spurie e di essere deviate. E questa è la situazione attuale, però è un qualcosa che è molto antico, poi sicuramente ha subito, a mio giudizio, delle infiltrazioni, delle deviazioni, però io di questo non mi occupo nel mio libro. Il mio libro arriva all'età dell'oro spagnola, c'è poi una parte finale dedicata al mio ramo specifico di Frigento, che è a volte era una cittadina, adesso è un paesino della provincia di Avellino, che è stata sede anche in passato di cattedrale, è stata sede vescovile, e mi occupo poi nella parte finale anche di queste vicende più legate a Frigento e al casale dello Sturno e agli altri casali collegati con questa baronia antica di Frigento e con l'antica cattedrale di Frigento. E così termina il mio libro. Ecco, facendo questo lungo viaggio nella storia, dai tempi ellenistici, poi attraverso i Merovingi e Carolingi, attraverso i re aragonesi, delle varie dinastie che si sono succedute, fino ai re spagnoli e poi fino all'epoca attuale, che diciamo un'epoca sicuramente dipende dalle prospettive. Dal mio punto di vista è un'epoca un po' di declino, di decadenza, poi invece secondo altre prospettive invece la modernità è l'epoca invece del progresso. È una questione di prospettiva. Io sono più un tradizionalista e quindi ho questa visione differente, diciamo. Certo, comunque affascinante questa diremo d'amorosi sensi, citando Foscolo, tra la Catalogna, quindi in particolare la regione, da quello che ho letto nel libro, dell'Empordà, una stupenda regione che ha delle spiagge bellissime a nord di Barcellona, e la regione Campania. Costa Brava, l'Empordà, esattamente, sì. Sì. Sono zone ubertose, sono zone magnifiche, che tra l'altro sono affollate anche di italiani. Sappiamo che anche così, notizia così, non rubata ma sì interessante, il grandissimo presidente del Senato, della Camera, scusate, Lorenzo Fontana, ha proprio un riferimento estivo lì in quella zona, perché anche in Veneti il presidente. Esatto. Sì, ecco, la pausa, poi finiamo dopo, qualche minuto dopo la pausa. Arrivederci, a dopo. Allora, quindi ci sentiamo dopo, ok, grazie. Sì. Per sostenere la tua radio, Visita radiolibertà.net. ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online Su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente.
Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Di nuovo a voi la linea. Eccoci, Grazie. quindi sicuramente questa lunga storia è di estremo interesse, perché una delle tesi che ho sempre sostenuto anche a scuola, quando ho insegnato fino a qualche anno fa, perché ora sono in pensione, è quella comunque che le radici aristocratiche non muoiono mai. Noi pensiamo a una società moderna, no? esatto. Noi pensiamo a una società moderna che oramai ha dimenticato questo mondo, ma non è così, perché quelle radici sono continuate fino a noi, no? E è qualcosa che ci rende orgogliosi appunto di una trasmissione sia del sacro ma anche del laico, del mondo laico di base feudale e aristocratica, che attraverso tutte queste vicende, che meriterebbero tantissimi libri simili al tuo, caro Cesare, e che ci permettono veramente di capire, perché noi non siamo figli di un progresso, soltanto di un progresso. Non siamo figli di nessuno, e come vorrebbero farci credere. Esattamente. E poi poi ci accomiatiamo perché ho altre cose da dire in transizione, ma la copertina riporta una bellissima fotografia di te, che insomma in qualche modo fai da custode del Sacro Graal che si trova a Valencia. A Valencia, sì, il calice dell'ultima cena che si trova a Valencia, che prima si trovava a Huesca e poi che fu portato da San Lorenzo e poi dai re d'Aragona fu portato a Valencia. Ecco, molto importante perché è la maggiore reliquia cristiana assieme alla sindone. Ecco, quindi noi tra l'altro custodiamo la corona ferrea, reliquia importante. Assolutamente, bravo. È tertium datur stavolta, e io come monzese, allora possiamo dire che tu abiti, pur con queste tantissime origini ispano-italiche, però abiti a Monza, quindi sei un po' a Monza, sì. Ecco, sulla base di la nostra sensibilità di monzesi acquisiti, perché poi anch'io non sono monzese di nascita, è quello di esserci accostati quasi per una affinità elettiva alla sacertà assoluta della corona ferrea, che è un altro reperto che viene sottovalutato, perché io personalmente non mi vergogno, l'ho proposto come direttore del Centro di Cultura Lombarda, l'ho proposto come bandiera, cioè la bandiera della regione Lombardia deve tenere in alto la corona ferrea, dalla parte superiore far vedere la corona ferrea, perché se no siamo figli soltanto di fattori casuali, che invece no, noi siamo figli al nord come al sud, altrettanto importante, tutto quello che appunto racconti nel libro, di una tradizione meravigliosa. Quindi allora a questo punto io dico il libro I Torrella Torella, che trovate come? Ecco, cioè, allora per favore Cesare, dici come un comune mortale può impossessarsi di tali tesori. Su Amazon si ordina e costa 20 euro, il prezzo non l'avevo scelto io, l'ha scelto il grafico, e comunque 20 euro su Amazon e viene recapitato a casa. Vedo che funziona abbastanza bene, Amazon lo recapita nel tempo di 3, massimo 4 giorni, e altrimenti io a Monza l'ho lasciato in conto vendita alla libreria che anche tu conosci molto bene, gli Istituti Nuovi, la storica libreria Istituti Nuovi di testi scolastici, ma non solo scolastici. Per il momento i 2 canali sono questi. Spero che il libro possa diffondersi in maniera tale che poi magari qualche altra libreria possa essere interessata anche a prenderlo eventualmente in conto vendita, ma devo dire la verità, anche Amazon funziona molto bene. Io non sono tanto informatico, però
ad esempio nel mio lavoro di avvocato non bisticcio un po' con l'informatica, però devo dire che Amazon poi funziona bene. Se qualcuno avesse problemi può chiedere agli istituti nuovi, se no può anche rivolgersi a me allora diamo una tua mail, cosa diamo come riferimento del tuo... Sono sull'ordine degli avvocati di Milano, quindi comunque lì possono trovare i miei riferimenti, la mia mail cesare.torella@gmail.com, e possono trovare credo anche il mio numero di cellulare addirittura. Ecco. Benissimo. Questo Allora, avesse una dedica o deformazione professionale, oppure volesse invitarmi magari a qualche conferenza, qualcosa. Se no, ripeto, per ordinare il libro io vedo che Amazon funziona abbastanza bene, devo dire la verità, perché l'ho sperimentata anche quando ho iniziato a comprare libri di Leo Zagami. All'inizio lui li vendeva in libreria, poi ha avuto dei problemi perché lui si è trasferito all'estero, chi segue Leo Zagami lo sa, e quindi ha iniziato poi a pubblicare su Amazon, però vedo che insomma funziona come servizio. Fantastico, grazie della tua esperienza, della tua capacità di andare a ricercare delle notizie straordinarie, perché richiede fatica, concentrazione. È un libro, capite, non è come scrivere così genericamente su una questione di lana caprina, ecco, no, sono cose di un'importanza estrema. Grazie ancora Cesare. Io vorrei dire che è anche qualcosa di totalmente inedito, perché allora in Spagna c'è qualcosina sui Torreglia spagnoli, in Italia c'è qualcosina sui Torella, però più che altro declinati al maschile Torelli, perché poi c'è questo ramo importante dei conti Torelli di Guascal, eccetera, che sono stati anche a Monza, però non c'è nessun libro che io sappia né in Spagna né in Italia che trattasse in maniera organica l'argomento, che ripeto è un argomento che va al di là di quella che può essere la storia familiare, ecco. Poi ad esempio anche sulla capiglia del Santo Calice ci potrei aggiungere un dettaglio, perché addirittura nella capiglia del Santo Calice di Valencia ho scoperto che ci sono le catene di Marsiglia, del porto di Marsiglia, ma sono state portate lì sempre da un Torella, ecco, per cui c'è anche quest'altra perla, diciamo, nel libro. Fantastico, grazie infinite, a risentirci. Noi andiamo avanti da soli. Un abbraccio forte, grazie a tutti voi, anche a Sviva, grazie professore. Benissimo, allora noi andiamo avanti. Avete sentito che è morto Nino Benvenuti. Nino Benvenuti non è solo uno sportivo, se no non ne parleremmo in questa trasmissione. Non è stato solo un grandissimo boxeur, si diceva una volta, il francese era più usato, boxeur che ha vinto tutto quello che era possibile vincere, e poi ha continuato. Ecco, invece volevo soffermarmi su due aspetti di questo personaggio venuto meno a 87 anni. Il primo aspetto è quello dell'attore, perché diciamo è apparso anche in diversi film interessanti degli anni 60, 70, 80, con la possibilità quindi di riconoscerlo da parte dei fans, ma anche insomma di vederlo in azione come uomo, direi tutto sommato interessante anche. Voi sapete che i boxeur hanno una caratteristica tutti, che è quella di un naso leggermente schiacciato, ma diceva già un noto esteta, e lo stesso Benedetto Croce nell'opera estetica, la bellezza, il fascino di una persona non è dato dai lineamenti perfetti, ma proprio da certe irregolarità che, abbinate ad altre cose significative, appunto gli occhi, anziché altre prestanze per l'uomo che lascia la vostra immaginazione, danno l'impressione, danno la figura insomma di un uomo interessante. Così è stato Nino Benvenuti, ma la terza questione ancora più importante, cioè lui ha difeso da sempre, e in età poi post sportiva, sui 40-50, ha difeso tantissimo tutto il mondo degli esuli. Lui era nato in Istria, degli istriani e dalmati, e quindi anche la bandiera di chi sempre
come noi, come abbiamo fatto anche in altre occasioni in questa radio, ha cercato di far capire che il dramma degli esuli vero, non è mai finito per tantissimi motivi, e al di là del fatto che esiste ancora una minoranza italiana in Istria e in Dalmazia, e che certe città sono state costruite dalla Repubblica di Venezia con grande risultato proprio espressivo ed estetico, ma anche e soprattutto Nino Benvenuti, insomma, in qualche modo quasi come un'icona metapolitica difendeva l'idea appunto che il mondo titino ci aveva orbato di tanta preziosa genia, e costringendola appunto ad andare altrove, oppure anche depredandola da tantissimi punti di vista. Anche le foibe, si è interessato al problema delle foibe, quindi tutto questo fa di Nino Benvenuti una vera e propria icona del nostro tempo, che ha difeso l'italianità e anche ovviamente la padanità e la veneticità, e in maniera chiara e forte, senza urlare, perché non era nel suo genere di attività. Sapeva dare dei pugni forti, ne hanno risentito diversi personaggi come Mazzinghi, Griffith, no? Ricorderete la storia della box. Io personalmente non amo molto la box, la trovo un po' violenta, però non posso non riconoscere che specialmente in tempi storici ha giocato un ruolo fondamentale proprio anche nella determinazione di un certo orgoglio, che può essere un orgoglio europeo, ma anche e soprattutto un orgoglio italiano rispetto al resto del mondo. Questo perché poi ovviamente già negli anni 60-70 certi personaggi occupavano i giornali, i rotocalchi, avevano una eco enorme, e certe giornate sportive venivano vissute in una maniera esaltante. Il secondo personaggio di oggi di cui vi voglio parlare è Gina Lagorio. Gina Lagorio è morta da un pezzo, è stata una grandissima scrittrice ligure, per la verità di origine piemontese, per essere preciso, poi ha vissuto in Liguria e ha scritto soprattutto della Liguria in tantissime opere. Ora l'idea nasce di parlarne, perché diverse case editrici ripubblicheranno, e ne riparleremo di sicuro, moltissime sue opere che sono state fra le migliori del Novecento. Vorrei pensare soprattutto ad Approssimato per difetto. Gina Lagorio ha scritto il suo capolavoro Approssimato per difetto, ambientato nella città di Savona, partendo da un'esperienza molto particolare, che è la morte per tumore di un uomo che insomma ha testimoniato fino all'ultimo la sua voglia di vivere. Approssimato per difetto è un capolavoro perché ne avevamo già parlato, ma va bene appunto riprenderlo, perché è uno di quei testi degli anni 60 che diciamo rompevano con un realismo, cosiddetto neorealismo assoluto, e cominciavano a tradurre il discorso in termini psicologici, soprattutto di una psicologia molto complessa, estensiva, che viene testimoniata in un libro che io vi raccomando, ecco, se non lo trovate più in libreria, andatelo a trovare in biblioteca. Approssimato per difetto è la testimonianza del senso ultimo della vita, che anche vuole dire la vita intendo, anche nei momenti peggiori, quando appunto si sa in qualche modo di dover morire per una malattia come questa. Tra l'altro era uno dei primi romanzi in assoluto che parlavano di queste patologie, anche perché nei romanzi precedenti italofoni c'era un certo pudore nel raccontare tutto questo, ma sempre la nostra Lagorio lo ha fatto con stile e assoluta, una cifra stilistica di un'assoluta lucidità. È veramente un capolavoro Approssimato per difetto che io consiglio a tutti i giovani di leggere per capire poi meglio il senso ultimo delle cose in questo momento in cui si sentono smarriti. La seconda opera è Tra le mura stellate, è un'opera unica nel suo genere, parla di Cherasco.
la città di cui poi in realtà era originaria, la Lagorio. Ma chi non conosce Cherasco non conosce una delle città più belle del Piemonte, tra le mura, ha delle mura a forma di stella, e insomma ovviamente ça va sans dire che io stesso, è vero, complice mio padre buon gustaio, conoscevo da ragazzo appunto diciamo i fornitori di pietanze e vino migliori del Piemonte, e questo ci rassicurava ogni volta che andavamo fra le mura stellate per riuscire ad ottenere, assieme alla tranquillità e alla bellezza del paesaggio, anche degli ottimi piaceri per lo stomaco, la bocca e lo stomaco. Ma detto questo, la capacità che opera è Tra le mura stellate? È un'opera storica che attraversa i secoli e ci racconta praticamente dal Medioevo fino ai nostri giorni cosa è accaduta a una famiglia e alle famiglie più importanti di Cherasco. È un'opera di grandissima ricerca storica che fa un po' da pandante a quello che abbiamo detto finora con i Torrella, il libro dell'avvocato. Direi lei ha un'innata capacità di scrivere libri che raccontano le profondità, gli abissi dell'animo umano, sempre con un senso di misura in tutte le cose, ma quello che noi leggiamo Tra le mura stellate supera la dimensione strettamente narrativa per diventare proprio storia, cioè testimonianza storica di come una cittadina, che non è una cittadina qualunque, ma sicuramente molto più piccola di Torino, di Asti, di Alessandria e di Novara, fosse in grado attraverso i secoli di mantenere come una forza rispetto a tutto il resto del territorio piemontese, unica nel suo genere, proprio sia per le forti ascendenze aristocratiche, ma anche per le vicende che metaforicamente, no, erano una palestra di virtù e di vizi delle epoche che vengono descritte. Quindi Tra le mura stellate è un altro libro che bisogna procacciarsi. Il terzo libro è La spiaggia del lupo. Quando ho letto La spiaggia del lupo, dopo aver letto gli altri due, sono rimasto leggermente deluso. La Gina Lagorio alla fine degli anni 70 procedeva oramai verso una visione più moderna e più libera delle cose, dei personaggi e della vita. È la storia di una ragazza che vive intensamente così tutta una serie di tematiche legate alla natura da una parte, quindi c'è un fondo ecologico molto interessante, ma anche all'amore. Il lupo, un po' come la torre ecco, o il toro di cui dicevamo prima, ma è tempo di simboli, pensate al leone anche il XIV, di simboli fortissimi, questo passaggio d'epoca. Ebbene, il lupo ha in sé una forza, come ci raccontava Dante, la Divina Commedia, eccezionale, che non è difficile riuscire a intuire in tutte le sue estensioni semantiche, però lì nella versione che ci dà la Lagorio, il lupo è più che la tentazione, in qualche modo è la scelta esclusiva che viene fatta da parte di un essere umano ancora giovane nei confronti di un mondo che deve resistere alla barbarie della civiltà. Non è un libro accattivante, è scritto in maniera più nervosa, quasi schizzata, perché la Lagorio procedeva oramai verso altri orizzonti rispetto a Approssimato per difetto, mentre per Approssimato per difetto contava appunto l'elemento della confessione, l'elemento quasi in camera caritatis. Qui conta di più appunto la liberazione di alcuni principi e alcuni istinti che porteranno anche inevitabilmente al femminismo, protofemminismo, al primo femminismo e al secondo femminismo, ma sempre con quella capacità di intendere e volere che è tipica del mondo ligure e piemontese, insomma, il senso della misura, niente cose sguaiate, niente cose urlate, niente cose proclamate, ma la capacità di intravedere
nel destino di una giovane donna il senso ultimo di una società che stava cambiando. Pensate alla fine degli anni 70, una società che si liberava anche dal punto di vista della vita amorosa sessuale, ma che comportava e presentiva già tutta una serie di fattori, di gusti e di orientamenti gravidi, di problemi, gravidi di affanno. Ecco perché magari appunto passare da Approssimato per difetto alla Spiaggia del Lupo può essere un trauma, ma questo trauma va superato per riuscire a capire fino in fondo la complessità della mente di questa scrittrice. Io ho già parlato di poetesse come Lalla Romano, anche la piemontese, ovviamente la nostra Alda Merini, lombarda. Un personaggio come questo, Gina Lagorio, amplifica ancora di più le potenzialità, se ben letta, le potenzialità del femminile, come profetica capacità di riuscire a capire il senso ultimo del divenire storico, non in termini formali, ma in termini di humus reale che interagisce sul piano sociale, psicologico, culturale, amoroso, e comporta appunto il progressivo evidenziarsi di temi che diventano prepotentemente debordanti ed esclusivi. Ecco che rileggere Gina Lagorio, come poi ci proporranno diverse case editrici prossimamente, per l'idea che, riportata da diversi quotidiani di estrema attualità, appunto l'idea appunto che attraverso la rilettura della Lagorio si possa arrivare ad una comprensione profonda anche dei temi che noi stiamo vivendo. Abbiamo parlato di benvenuti, abbiamo parlato di questa proposta di rilancio della scrittrice. Io vi volevo dedicare gli ultimi minuti ancora al mondo dello spettacolo, in particolare ancora ad alcuni protagonisti della musica leggera che stanno emergendo in questo scorcio di primavera, che fa fatica a trovare quel calore necessario per prosciugare, diciamo così, le nostre umide e freddolose membra di questo lungo inverno. Ebbene, voglio tornare a parlare di Tommy Cash, perché Tommy Cash, oramai divenuto famosissimo nel 2025 in conseguenza della sua canzone Espresso Macchiato, che ha avuto tanto successo anche all'Eurosong Festival, è oggetto di due fattacci, lo dico anche ironico. Il primo di una denuncia della Kodakons che sosterrebbe praticamente, questa associazione Kodakons, praticamente che la canzone non esprime dei concetti benevoli nei confronti proprio di questo prodotto che è l'espresso macchiato. Naturalmente c'è dietro tutta una lunga serie di considerazioni che adesso così non è il caso di riproporre. Come sapete c'è una linea di pensiero che considera Espresso Macchiato, la canzone di Tommy Cash, come un'offesa profonda all'italianità. Non è così in realtà dal mio punto di vista. Appunto lui in una lunga intervista ha spiegato che non era questa la sua volontà, anzi al contrario è un ammiccamento simpatico proprio alla nostra civiltà. E quindi questa denuncia della Kodakons, che insomma finirebbe per danneggiare sia i Pronto? Sì. Ecco, finirebbe per danneggiare tutto il sistema del mondo della ristorazione. Ecco, ma c'è un'altra notizia che è incredibile, straordinaria e veramente eccezionale. Tommy Cash è stato invitato a cantare, come spesso succede ai personaggi che diventano famosi, è successo anche a Laura Pausini, che ha rifiutato anche lei di cantare Bella Ciao. Adesso qui vado giù duro. Viva Tommy Cash, perché ha avuto il coraggio di rispondere, attenzione, di rispondere a chi gli proponeva
di cantare e di registrare Bella Ciao, ha fatto la risposta più giusta e sacrosanta che c'è da dire e che ribadiamo da queste onde. Bella Ciao è la canzone manifesto di una delle ideologie più nefaste della storia umana, il comunismo, che purtroppo ha tenuto schiavo il suo popolo, il popolo di Tommy Cash, l'Estonia, per una quantità eccessiva di anni sotto l'Unione Sovietica. Che risposta azzeccata! Laura Posini non aveva dato una spiegazione, diceva che soltanto voleva essere apolitica, lui dà una spiegazione politica contro il comunismo. Il comunismo, cari ascoltatori, è una piaga mostruosa, né più né meno del nazifascismo. Quindi viva Tommy Cash, che fa intendere che noi bisogna rispondere a quel mondo là con coraggio, e soltanto da queste onde di Radio Libertà noi lo possiamo fare, lo possiamo dire. Nessun'altra radio in questo momento in Italia e forse nel mondo è in grado di essere così chiara. Abbasso il comunismo, abbasso l'ideologia che si fa bella e giusta attraverso una delle canzoni che porta avanti una visione tardo-marxista, no? E di falsa liberazione, proprio come Bella Ciao. Ma bravo Tommy, sei il nostro eroe del 2025, Espresso Macchiato. Io vorrei ricevere, abbiamo parlato prima di Monza e la Corona Ferrea, vorrei ricevere assieme all'avvocato, Riccardo Torella, e vicino alla Corona Ferrea, un bel espresso macchiato da bere con Tommy Cash, eroe del nostro tempo. Viva la libertà, a risentirci. Venezia risorga Venezia per sempre. Arrivederci. Avete ascoltato